Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora giornaloni e intellettualini sono tutti in solluchero, in brodo di giuggiole, hanno la commentatio apologetica innescata per il grande aggettivo d'obbligo quando si commentano fatti del genere, discorso di Mario Draghi che ha sferzato l'Unione Europea. Discorso che Draghi ha tenuto all'European Parliamentary Week, che riunisce esponenti dei parlamenti nazionali da tutta Europa, e in effetti il discorso di Draghi, anche a nostro avviso, era un discorso perfetto, nel senso che sintetizza alla perfezione la direzione verso cui il vecchio continente non deve andare se non vuole portare a termine il proprio suicidio storico, culturale, identitario. Da questo punto di vista è un discorso insuperato, diciamo. È vero, tra l'altro, che Draghi sferza certo inattivismo, certo immobilismo, certa inadeguatezza della classe dirigente europea. Lui è sicuramente più reattivo, propositivo dell'eurocrate medio, che sostanzialmente è uno che timba il cartellino a Bruxelles per trascinare lo status quo appunto dirigista e burocratico. Peccato che l'attivismo firmato Draghi vada tutto nella direzione sbagliata, tutto nella direzione che accelererebbe il suicidio finale dell'Europa, quantomeno come l'abbiamo conosciuta da un punto di vista storico, nazionale, culturale. Ve ne riportiamo solo alcuni estratti significativi. Dobbiamo abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali e spingere per un mercato dei capitali più basato sull'equity. Cioè dobbiamo uniformare ancora di più, livellare ancora di più, mortificare ancora di più le differenze, standardizzare, che è una parola d'ordine dall'inquietante profumo, anzi odore sovietico, comunque iperdirigista, comunque teso appunto a negare quella pluralità e quel pluralismo che sono la storia dell'Europa e dei popoli europei. E poi, per chi non avesse capito, Draghi, che certo non ha il difetto della reticenza, è andato fino in fondo. Per far fronte a queste sfide è sempre più chiaro che dobbiamo agire come se fossimo un unico Stato. Come se fossimo un unico Stato. Cioè Mario Draghi, il guru dell'europeismo per bene mainstream, sta teorizzando esplicitamente il super Stato europeo. Allora oggi, come sempre, a Mario Draghi bisogna contrapporre quello straordinario discorso che fece Margaret Thatcher al Collegio d'Europa di Bruges, che era la scuola, diciamo, di formazione dell'eurocrazia che Mario Draghi conoscerà bene, che è esattamente il negativo fotografico dell'ottica di Draghi. È la rivendicazione liberale, plurale, dialettica, democratica nel senso sostanziale, saldata nel consenso dei popoli, è un'altra visione d'Europa. E proprio i termini usati sono gli stessi, con, dal punto di vista valoriale, il segno davanti al discorso opposto. Anche qui riportiamo qualche estratto significativo dell'allora discorso della Thatcher. Lavorare a più stretto contatto non richiede che il potere sia centralizzato a Bruxelles o le decisioni siano prese da una burocrazia designata. Anzi, è ironico che proprio quando i paesi come l'Unione Sovietica, che hanno cercato di fare tutto in modo centralizzato, stanno imparando che il successo dipende dal potere disperso e dalle decisioni prese lontane dal centro, ci siano alcuni nella comunità che sembrano voler muoversi in direzione opposta. Cioè Draghi con l'alfabeto thatcheriano è una sorta di post-sovietico tecnocrate appartenente all'elite tecnofinanziaria, ma mentalmente e culturalmente
post-sovietico. Infine, qui proprio il linguaggio è lo stesso, non abbiamo fatto arretrare con successo le frontiere dello Stato in Gran Bretagna solo per vederle reimposte a livello europeo, con un super Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles, che è esattamente quello che vuole Draghi, che è l'approdo finale verso cui vuole accelerare un super Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles. Ecco, diciamo, tutto quello che è accaduto in mezzo, in un certo senso, tra questo grande discorso della Thatcher dell'88 e il discorso di Draghi di queste ore, lo possiamo considerare dettaglio dal punto di vista delle visioni dell'Europa. Le grandi visioni in campo, non la manutenzione burocratica quotidiana, le grandi visioni in campo erano, sono e saranno sempre sostanzialmente due: muoversi come un unico Stato, ricetta Draghi, opporsi al super Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles in nome della libertà dei popoli europei. E come allora, come ieri, oggi e anche domani, noi diciamo che serve meno Draghi e più Thatcher. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio